Agrigento si è riunita la Commissione per la programmazione della 12ª edizione del concorso poetico nazionale Una poesia per Pirandello, con i presidenti Liliana Rigo ed Enzo Argento e con i componenti Franco Curabba, presidente del premio SROI, lo scrittore saggista Liborio Triassi e il direttore del Pirandello Stable Festival Mario Cazziano. Il servizio di Maria Grazia Castellana. Si è riunita la Commissione per l'ufficializzazione della 12ª edizione del concorso poetico nazionale Una poesia per Pirandello 2023. Il concorso si impone come il premio letterario poetico più originale per la specifica tematica legata alle atmosfere culturali e psicologiche del Nobel agrigentino. Il concorso rappresenta anche la fase conclusiva del Pirandello Stable Festival di Mario Gazziano e la premiazione si svolgerà il 29 di settembre all'interno del Pirandello Day 2023. A presiedere la giuria sempre i poeti decani, Liliana Rigo, presidente dell'Associazione Poetica Calliope, ed Enzo Argento, il più noto e pluripremiato poeta territoriale. Componenti Franco Curaba, presidente del premio SROI, Liborio Triassi, scrittore e saggista, e Mario Gazziano, direttore del Pirandello Stable Festival dal 2001. L'importanza del concorso poetico Una poesia per Pirandello è certificata dalla partecipazione in ogni edizione di poeti da tutta Italia, da tutte le regioni e da tutte le province siciliane, oltre che da poeti internazionali di origine italiana, di seconda e terza generazione, ad attestare visibilmente la forza culturale e attrattiva della dimensione drammaturgica e umana di Luigi Pirandello, tra poesia, dramma e psicologia filosofica. Il bando sarà pubblicato a giorni sul sito Concorsi Letterari. La scadenza per la presentazione è fissata per il 20 agosto. Le composizioni poetiche dovranno indirizzarsi all'indirizzo mail lilianarigo@gmail.com secondo le indicazioni del bando.